Non mi voleva nessuno. Dormiamo insieme io e te, Mattia, non ti preoccupare. Dai, dormici tu e lui. Mattia, dormiamo insieme io e te, dai, non ti preoccupare. Va bene. Ti tengo anche la mano se hai bisogno, se ti senti solo durante la notte. Guarda, facciamo così. Dormiamo noi tre in una camera da due. Tutti vicini nel lettone matrimoniale. Tutti a sinistra e poi tutti a destra, va bene. Tutti a sinistra, oh. Comunque, guarda che lui l'ha preso male davvero in Liguria. Era preso malissimo. Figa, io ho passato una nottata bellissima, ho dormito con Bob. Ah, è vero che c'era anche Bob. Tu con Paolino? Bob è un fenomeno. O con Focco o con Paolino? Bob non è venuto, quindi... Ma Bob bisogna portare. Bob c'ha l'ansia di essere abbandonato. Bob deve comprare la buona del... Sono d'accordo. Anch'io. Sono d'accordo. Deve venire in Sardegna. Bob, compra sta cazzo di tuono, mica per 2500 euro. Quindi c'è. Vende la sua, Sì. si compra la sua. Ma perché deve vendere? Il griso non deve No, il grigio non deve venderlo. È un po' come il CB1003, devi tenerlo lì a prendere polvere. La domanda è, il grigio quando gli tagli la ruota devi smontare lo scarico? Secondo me no, non è mica monobraccia. Però deve avere la parte dello scarico. Ma una volta che... Una volta che stacchi il dado devi ma penso... Ah sì, poi boh, non so, glielo chiederemo. Se continua a darmi come Mattia. Il bambino Mattia. Pacco. Il bambino DHL. Mattia. Il bambino Mattia facendo i capricci è giunto al suo risultato. Questo non è educativo. Mattia è DHL, c'è scritto DHL. Questo non è FedEx. educativo. Però gliela facciamo passare, non Amazon. so fare i capricci. Amazon, Prime. No, Prime no, perché Prime arriva veloce, lui no. Cosa sai che non arriva? Che stronzo. Quanto tempo lo aspettiamo in strada, scusa? Ah, io credevo in un altro senso. Che stronzo. Vabbè ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Salutate che ragazzi. Laterali. Quella di allora. Sì, mi ridi, sì. Shad sempre. Anche tu. E che cosa? Attento. Ah, ok. Tranquilla, tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. È un po' come dire che noi non siamo teste di cactus. Questi lì? Cactus. Venite qua, facciamo un take foto e vediamo cosa succede. Faccia da culo!
Oh ragazzi, che caldo, figa. Tutto bene? Voi? Allora, cosa stiamo facendo? Cazzo ne so. Che non c'è il programma. Uno sta telefonando. Luca faceva roba. Minchia, ero pronto a spogliarmi completamente, che cazzo di sfiga. Si lamentano che non c'è gente, perché la mandano via. No, io sono stato operata di no. Non fate modo loro. Questo è registrato, sarà un intermezzo. Sto facendo dei video di riempimento, Antonio. Dei video di riempimento bellissimi. Cosa ne pensi? Ecco, servono sempre quando se devi monti. fare i video e montare, filtrate un po', perché poi Sì, faremo beep, 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 beep. Metterò il microfono. Beep, beep. tu non hai problemi, magari qualcuno. Beh, io ieri ne ho detto un paio. Sì, ieri al quarto litro di vino ha iniziato a sciogliersi. Me l'hai mangiato ma non sono buoni in Sardegna. No, È stato pieno per no, però abbiamo mangiato un formaggio con i vermi che si muovevano, che era una roba buonissima. io mi fai 1 o 2 giorni non lo mangio. Mi ho gelato un po' ieri. No, ma quindi praticamente i miei orari erano perfetti, anche col vostro passo da polentone. Perfetto. Siamo arrivati ben 2 minuti prima lì al primo. A Cudgeri. L'avete scannellato allora? Per niente, tranquillissimo. Sì, non... Soste zero, non vi siete fermati a bere il caffè. Una quota da quella. Tranquilli, che tanto Andrea per qualsiasi andatura è andato. Mi ha fatto un 100 e qualcosa chilometri. Senti sto coglione. Perché per me qualsiasi andatura è andare forte. Cioè oggi venivano giù belli belli allegri con un misto bagnato che non è che misto funghi, non è che proprio fosse. No, giusto? No, dopo lui mi ha detto, minchia, siamo andati. Ma no, che cazzo sto dicendo? No, 3 all'ora. Mica 3 all'ora, minchia. Vieni giù col bagnato. Ma no. No, noi abbiamo fatto un 100 e qualcosa chilometri qua dentro. E adesso lo facciamo pieno tutti. Sì, perché noi abbiamo fatto. Oggi è un tanto. Devo fare il video. Oggi ho fatto il record. Devo fare il video in piedi. Ho fatto 240 km. Che merda.
Io personalmente non penso di averne mai presa così tanta. Perché è vero che Paolino dice l'altra volta in Sardegna ne abbiamo preso tantissimo. Però l'altra... E ci mette di piovere. Ma l'altra volta era sulle statali dritte, mica a curve, raga. Esatto. No, no. Io sono demolito. Così mai. Io ho i piedi bagnati, c'ho dentro le rane. Io devo fare... Mi si sono bagnate anche queste. Guarda, per forza si è rotto. Anche qua. Ma è un antipioggia, non un antiluvio universale, sembrava Mosè. Io sono fradicio. Io bisogna fare mezz'ora di doccia bollente. Idem. Ci facciamo dare anche un cazzo di fondo a qualcuno, così almeno C'è il capiamo. phone attaccato. Ho capito, cosa vuoi che faccia con la bollita? Un altro mega fulmine, avete visto? Ragazzi, ma appena siamo partiti da sotto il ponte, Guarda. che cazzo di guado c'era? Minchia, io sono entrato alla cieca. un cazzo perché ero... Io non riuscivo a avvicinare la gamba alla pedana, talmente mi spingeva l'acqua. Io avevo la visiera tutta appannata, non ho visto un cazzo, sono entrato a tuono. Ragazzi, comunque posso dire una cosa, siamo vivi. Siamo vivi. Che roba. Ma io non ho mai avuto grossi dubbi. Io dopo quel guado lì... Poi sembrava sapone. Cioè, io mi sono cagato addosso a quel guadone lì, poi basta però. Sì, beh, insomma... Io veramente non rifiuto. Però ragazzi, questa è avventura. Questa la raccontiamo per i prossimi 10 Questa è anni. avventura, cazzo. Questa la raccontiamo per i prossimi 10 anni. Guarda Paolino con i capelli davanti agli occhi, che cazzo vedevi? Con la visiera scura. Con la visiera scura. C'avevo la visiera che si continuava a pannare. A un certo punto ho detto la tengo aperta. Il primo che mi dice adesso andiamo a fare il bagnetto in piscina mi manda a cagare, non voglio vedere più l'acqua per... Dopo la doccia non voglio vedere più l'acqua per una settimana. Guarda. Verso per domani. Sì. Sì. Che cosa? Sì, domani. E almeno io i guanti c'ho di ricambio. Anch'io. Però figa va. Io i guanti ce li ho fradici. Gli stivali non so neanche come faccio a asciugarli. Ma... Ci faccio andare quel un phon lì- giornale, carta da giornale dentro. No. Io ho il problema, anche il casco mio è fradicio dentro, proprio fradicio. Figa. No, tu no, mica la testa è asciutta. Cazzo è asciutta. Io sono proprio fradicio, guarda. Mamma mia. Cazzo, guarda cosa Oh, comunque là non piove più, potremmo andare a fare il paio di pieghe là. Guarda. Aspetta che tolgo l'altro, Africani. Vai. Cazzo che guanti sono? Bravo Tonazza. Mi hai portato a casa sano e salvo anche stavolta, meno male. Bravi Io mi tutti, chiedo, ma dai. che cazzo ho Io ho messo... aspettato, l'ho pensato un sacco di volte, ma ho aspettato di dirlo. Meno male che non abbiamo i gusti. Io a un certo punto ti giuro che ho avuto il dubbio che non... c'era troppa acqua, perché dopo quel guado lì ho detto figa, se rimane accesa è un miracolo. Cioè io non riuscivo a tenere, ti giuro che io a un certo punto dico ma cosa sta succedendo? Perché avevo la gamba così e non riuscivo a tenerla sulla pedana, guardo e dico "Ah!" Sì. Io l'ho vista davanti, io me ne sono accorto perché... Io ho visto mi si è te, aperto un'ondata ho davanti. detto apro le gambe, cazzo me le tirava giù l'acqua. A me è il contrario, E da lì ho esatto. iniziato a avere dentro. Vabbè. Sì, più o meno asciutto una ceppa, io ero già bagnato fradicio. Vabbè, ragazzi, andiamo a farci una bella doccia calda, bollente e via. Breve riepilogo, abbiamo fatto quasi 100 km sotto l'acqua, mi ben pesa un sacco. L'antipioggia, ho scoperto che è antipioggia non antidiluvio, quindi un po' di attrezzatura si è bagnata, però vabbè, ci stava. Siamo andati in hotel, doccia fatta, indosso un bel paio di calzoni con ultima botta dell'estate. Per il resto ho lasciato le cinghie, insomma un po' di roba bagnata sulla moto, adesso sto andando a ritirarlo e ragazzi è uscito un bel sole, guardate che spettacolo, il cielo si è schiarito, di là permane ancora un po' di grigio, ma insomma si spera in bene. L'hotel addirittura ha la piscina coperta, niente male ragazzi, scusate, niente male. Qualcuno si sta scannando, qualche gatto.
Di là resta un po' buio, ma insomma. Ovviamente dopo 2 ore sotto l'acqua, in qualche modo bisogna far asciugare tutto, quindi una costruzione postmoderna di asciugature e via, e via. Devi fare una domanda, devi fare una domanda. Aspetta un attimo che devo fare una domanda, aspetta. Perché determinati... un attimo. Oh, scusa. Ascolta, però aspetta. Ho bisogno di rispetto, no? Sì, anch'io. Fermo la registrazione. Dimmi Vasco. Due deve fare. Cosa? Poi lui parte con la sigla. Io senza sigla. No, ma adesso io non c'ho wifi, se no poi devo guardare quello vero. Lui sosteneva che la... Qual è la musica di Quark? Fai la musica di Quark. Cazzo, non ce l'ho presente adesso. Come si chiama? Lui pensa a un certo punto ha detto Non è che pom era- pom pom, che era- la cerchiamo. Qual è il Shadow Paint? Non era, ce la cerchiamo. Ma tu ti prendi te? Io sì, ho team. Poi non mi viene cazzo, perché ne guardare così Quark, sì, non c'ho occhiali. Quark, sigla. Sì, no, ma voglio sapere il titolo. Adesso la guardiamo. Non sentire, Ma quella storica? Storica? Certo. Il licaone, l'accoppiamento del licaone. No, questa è la pubblicità, aspetta. Aspetta. Ok, sì. La scena che vuole il Shadow Paint. Quindi fai domanda. Perché alcuni tipi di vino ti fanno venire mal di testa? Stai già devi generalizzare, non fare le cose così Cos'è? uguali. Perché certe volte dopo aver bevuto hai mal di testa e altre volte no? No, non sempre. Allora hai bevuto troppo poco. No, non sempre, non sempre. Non sempre. Dipende. E quindi perché? Perché il fegato per metabolizzare ha bisogno di acqua. L'acqua dove la prende? Molto più facile dove prende l'acqua nel cervello. Quindi se tu bevi 2 litri di vino, 2 litri d'acqua, non ti verrà mal di testa. Ti disidrata leggermente il cervello, troia. perché perdi l'azione. Con lui è difficile però, Con lui Troia. Quindi quando bevi l'alcol dovresti bere prima, durante e dopo anche acqua. almeno in quantitativo pari. Io faccio questa tecnica da anni e non mi viene mal di testa. E non è mescolare acqua d'acqua. Cioè se bevi 2 litri di vino, bevi 2 litri d'acqua, vedi che non ti viene mal di testa. Fonny è conosciuto nell'ambiente degli amanti dei cani perché dà il nome a una razza autoctona chiamata pastore fonnese. Ah, è quello che gira qua dentro. In realtà tu hai detto che è bagnato, ma in realtà c'è i rasta naturali, quindi è una delle poche razze canine tipicamente sarde. È un pastore fonnese. No, tipo qual pastore fonnese, scusate. Una razza di cani autoctoni. Alla guida però ne abbiamo visti un po' di cani. Di qua. pastore. No, di cani e basta. Sempre presente. Cioè, ma tanto cosa c'è da fare stasera? Vuoi andare a Fogni e prendere una birra? No, magari camminare perché... Sì, 2 passi dopo. Alla fine hai fatto metà? però c'è una tua metà. Se ne mangia 3. La Seatas. 1,5 se no. Che meraviglia. Per iniziare a monetizzare sono 4.000 ore di visualizzazione e almeno 1.000 iscritti. Da lì il canale passa a monetizzare. E noi faremo i soldi veri. Questo video della Sardegna sarà perché Maniche monta gli ammortizzatori sudato. Anche no. Anche no. E beh, ma fa su 2 canali diversi però Antonio. No, è lo stesso, uno ne abbiamo. No, possiamo mettere su meccanica di sopravvivenza questa cosa. E quindi dove finisce questo video? Finisce sul canale Mazzutin, faremo un canale nuovo in Mazzutin. Io forse sì, avete finito di mangiare? Tu hai finito di chiedere se Adas. Quello che vuoi far monetizzare.
Meccanica Io ho sopravvivenza. il mio personale, poi c'ho meccanica MDP che è meccanica di sopravvivenza, MDS. meccanica di precisione, no, come si chiama? Sopravvivenza. MDS, meccanica di sopravvivenza. Siete iscritti a meccanica di sopravvivenza? Detto bene, io no. Sei iscritto? No, non lo sapevo. Ma non c'è neanche un video. C'è il tuo video che monti le pastiglie, nel momento clou va veloce. Perché? Perché volevi fare un altro video che non c'aveva. Tipico sardo che si abbuffa di Searas. Che buono Che fa a quadretti per sentirsi meno in colpa. Dai, dividiamo. Perché se fosse stato veramente sardo piegava in 4, piegava in 2. Dai. No, non cercare compagni di... non posso mangiarla tutta, Non glielo diciamo a Erika. Avanti in 4 e avanti in 3. Lo diciamo a Erika, gli mandiamo... Non lo facciamo vedere, le mandiamo solo il video, il link del video. Un attimo. Ciccione di merda! Fegato grasso! Oh, digli che le occhi col fegato grasso sono richiestissime, quindi... Basta che impari a fare e sei a posto. Che buono. Assaggiamo? Tanto domani deve certificare. Ma domani è più Aspetta, Micio. Vieni. Mica... Non capisco perché non c'è sta coda. Perché non hai la coda, Micio? Bravo, tu sì che sai fare le fusa. Vieni. Gattao. Sono le... Cazzo ore sono? 23:29, ho la mascherina in testa, abbiamo bevuto un po' di montenegrini. Speriamo che domani il tempo sia migliore. Ma non lo sappiamo. Il rischio di prendere l'acqua c'è anche domani, quindi domani ci alziamo, vediamo un po' come gira. Vediamo un po' se c'è da prendere l'acqua, vediamo un po', ecco. Per ora la speranza è quella di una bella giornata col sole. Dopo cena il manzo si rilassa sul divanetto. Mattia è bello rotto. Oggi con il tempo così mica è veramente strateso. Io sono arrivato in camera che Paolino mi guarda e fa: che sei veramente sfatto. Si spara.